richiesto un po' una certa manovra. Allora, comincia questa sera un gruppo di 3 lezioni, un gruppo di 3 lezioni particolari dedicate a Leonardo da Vinci. Questo perché voi l'avete sentito nominare da tante parti, alla radio, alla TV, nelle informazioni. Quest'anno ricorre il 600esimo, scusa, già 100 in più, io andavo il 500, vado avanti, il 500esimo anniversario della morte di Leonardo. Avevamo pattuito, siccome facciamo parte noi UTE del progetto di partenariato Casa della Musica, è stato pattuito di fare una serie di interventi dedicati appunto a Leonardo, proprio perché era il tema proposto dalla Regione per l'annualità. E ben contenti abbiamo cercato nel nostro gruppo docenti per capire cosa avremmo potuto fare, e abbiamo scoperto che 3 nostre docenti ci avrebbero dato una mano per trattare 3 aspetti di Leonardo che finora non avevamo toccato. Quindi questa sera abbiamo la professoressa Maria Masaudan, che è una nostra docente, chiamiamola esterna, perché ci ha dato 3 bellissime lezioni lo scorso anno di storia d'arte, dove la ricordavate, ed è stata così carina da accettare anche quest'anno quella proposta di trattare lo sfumato leonardesco. Poi la prossima settimana avremo la professoressa Stefania Del Frate che parlerà delle macchine di Leonardo, sempre alla stessa ora e sempre qui, e chiuderemo con la nostra docente, la professoressa Daniela Pez, che parlerà della matematica, cioè della matematica visionaria di Leonardo. Sarà un modo, un approccio un po' particolare, credo senz'altro interessante. Non siamo tantissimi, perché probabilmente la diffusione di questa nostra proposta non è stata così capillare come immaginavamo. Cercheremo di essere più bravi, più solleciti la prossima volta, ma noi qua non siamo tantissimi, ma siamo desiderosi di sapere tutto quello che lei ci racconterà. Se mi permettete 2 parole per presentare la signora Masaudan, per capire perché è importante che sia qui con noi questa sera. Storica dell'arte, nasce a Gorizia, abita da sempre a Gradisca, si laurea in lettere e partecipa a numerosi concorsi, comincia a dirigere la Galleria Spazzapan a Gradisca e poi entra proprio alla direzione dei musei provinciali di Gorizia, che guida fino al 92 per 10 anni. Segue per conto dei musei la ristrutturazione del Museo della Grande Guerra in Borgo Castello e organizza numerose mostre. Direttrice del Museo Revoltella a Trieste, pura la Galleria di Arte Moderna, il riallestimento e la rimessa in atto della galleria. Rimane a Trieste per quasi 25 anni e si occupa di numerosissimi, praticamente di tutti i musei della città, riorganizzando, aggiustando, soprattutto aprendone 2 nuovi, il Museo della Guerra per la Pace, il Museo d'Enriquez, e il Museo della Civiltà Istriana Fiumana e Dalmata. E diventa anche conservatore della Villa Manin e direttore del Centro Regionale di Catalogazione. Tantissime cose. Si è occupata di storia locale di Gradisca, di diffusione della conoscenza sui beni locali, sulla loro protezione. È stata presidente anche di Italia Nostra, sia a livello di Gorizia, della città, ma anche nella sezione regionale. Collabora con molte UTE, da 30 anni collabora con l'UTE di Gradisca e poi da molti anni con l'UTE di Monfalcone. Scusi. Io guardo lei e dico Gradisca insieme, sì, no, da fare. Quindi l'UTE di Gorizia, l'UTE di Monfalcone e poi l'UTE di Cormons, e dall'anno scorso collabora anche con noi gliene siamo veramente molto molto grati. Si occupa soprattutto di diffondere la cura del bello, la conoscenza del patrimonio, conscia che purtroppo le scuole non dedicano troppo tempo o il tempo necessario a quello che si dovrebbe, perché noi capiamo che abbiamo molto da difendere, quindi la capillarità della diffusione serve anche per questo. E poi io le lascio la parola. Avevo trovato 2 cose su Leonardo, ma vedo che fa tutto lei, e quindi no, io ho trovato, che mi è molto piaciuto, se posso, 2 descrizioni di biografi più o meno contemporanei, per capire così un'immagine di quest'uomo. Allora, uno è l'Anonimo Gaddiano, che racconta praticamente nel 1542, scrive sulla vita degli artisti della Fiorentini e sulle loro opere.
E considerate che dunque muore nel 1519, lui 1542, sono 21 anni dopo la sua morte, e scrive: «Fu tanto raro e universale che dalla natura per suo miracolo essere produtto dire si puote, la quale non solo della bellezza del corpo, che molto bene gli concedette, volse dotarlo, ma di molte rare virtù volse ancora farlo maestro. Assai valse in matematica e in prospettiva non meno, ed operò in scultura e in disegno, passò di gran lunga tutti gli altri, ebbe bellissime invenzioni, ma non colorì molte cose, perché si dice mai a se medesimo aver satisfatto, ed però sono rare, tanto rare le opere sue. Fu nel parlare eloquentissimo et raro sonatore di lira, e fu valentissimo in tirari, nei lanci, nei getti e in edifizi d'acque ed altri ghiribizzi, né mai con l'animo suo si quietava, ma sempre con l'ingegno fabbricava cose nuove». Questo dice l'anonimo Gadiano, e questo invece dice Vasari. Vasari bambino, quando muore Leonardo, e dice: «Nel normale corso degli eventi molti uomini e molte donne nascono con varie qualità e notevoli talenti, ma di tanto in tanto, in un modo che pare trascendere la stessa natura, una singola persona si mostra come pienamente dotata dal cielo di bellezza, grazia e talento in tale abbondanza che lascia tutti gli altri uomini molto indietro a lui». Questo era vero per quanto riguarda Leonardo da Vinci, artista dotato di una straordinaria bellezza fisica e che ha donato di grazia infinita tutto ciò che faceva, che ha coltivato il suo genio così brillantemente che tutti i problemi che ha studiato sono stati felicemente risolti con facilità. Possedeva grande forza e destrezza, era un uomo di spirito regale e di una tremenda ampiezza di mente. Questa è dalla vita di Leonardo, di lui. Ecco, tutto qua. Grazie. Vediamo se la signorina... Sì, no, non vorrei romperlo. No? Sì. Bisogna fare proprio con energia. Benissimo. Ecco, la ringrazio, anzi vi ringrazio dell'invito, ma non mi dilungo in troppi convenevoli. Ringrazio invece per questa anticipazione, perché in effetti quello che caratterizza questa figura di Leonardo è quasi una sorta di incredulità da parte di tutti quelli che hanno scritto, sia dei suoi contemporanei o subito dopo, sia in tempi più recenti, di fronte ad una personalità così complessa, così ricca, così poliedrica, così anticipatrice, che in effetti è difficile sintetizzarla. Anch'io oggi vi farò vedere una parte di questo personaggio, però non si finisce appunto di scoprirlo. È una miniera inesauribile di notizie, di insegnamenti, e naturalmente questo esercita un enorme fascino, cioè il fascino del genio, della personalità assolutamente superiore a quella degli altri uomini. Ho messo in copertina questa immagine, questo particolare del battesimo di Cristo del 1475, perché è un quadro molto significativo, simbolico quasi, perché è quello che rivela la bravura di questo ragazzo che appunto nel 1475 ha solo 23 anni, eppure nella figura dell'angelo di sinistra, che è l'unica parte del quadro fatta da lui, perché il quadro in realtà è del suo maestro Andrea del Verrocchio, già fa vedere tutta una serie di caratteristiche della sua pittura, a iniziare da quella dolcezza, da quella morbidezza, da quel tono così anche garbato della sua pittura, che poi si svolgerà attraverso tante opere, anche più, ovviamente molto più complesse, molto più importanti, però qui, ecco, qui già c'è la rivelazione di Leonardo. E questa è la casa in cui, diciamo proprio le 7-8 date fondamentali della sua vita, la casa in cui è nato, nella campagna toscana, a Vinci, anzi ad Anchiano, vicino a Vinci,
figlio di un notabile del luogo, di un notaio, anzi, per essere più precisi, che poi esercitò tutta la vita a Firenze, che aveva questi possedimenti in Campania, e di una contadina, Caterina di Cambio, che quindi diciamo naturalmente non verrà sposata dal padre, anzi, poi vi parlerò di questa biografia di Caterina, anzi ha dovuto privarsi fin da subito dopo l'allattamento di questo bambino, che è cresciuto nella famiglia del padre. Nel 1469, quindi ha solo 17 anni, sappiamo che è a Firenze, quindi ha già cominciato la sua formazione presso la bottega di Andrea del Verrocchio, poi tutte queste cose naturalmente le vediamo meglio. Nell'82, quindi a 30 anni, fa la sua una scelta molto anticonformista in quel momento, perché gli artisti fiorentini, semmai, proprio attorno a quegli anni, nel 1480, sono stati chiamati tutti a Roma alla Cappella Sistina, la prima parte della Cappella Sistina, prima di Michelangelo ovviamente, mentre lui si distingue da quel gruppo e poco dopo sceglie di andarsene a Milano, quindi una scelta completamente diversa da quella degli altri. Nel 95-97 dipinge quello che tutti consideriamo e lo è il suo capolavoro, cioè il Cenacolo a Milano. Nel 1500 è a Venezia, la sua vita dopo la parentesi milanese prende, diciamo, un carattere abbastanza girovago, si mette al servizio di Venezia, cerca di mettersi al servizio di Venezia perché a Milano sono arrivati i francesi e quindi teme di avere delle conseguenze. Molti di coloro che erano stati fedeli a Ludovico il Moro furono uccisi. Non sarebbe stato probabilmente il suo caso, anzi i francesi avevano già una grande ammirazione lo conoscevano, cioè la sua fama aveva già raggiunto diciamo anche paesi lontani. Viene a Venezia in realtà, forse avrete sentito anche che c'è questa supposta, ma non tanto proprio inverosimile, presenza di Leonardo a Gradisca per studiare una possibilità di creare nuove fortificazioni per difendere la fortezza dai turchi, cosa che non sarà realizzabile perché lui inventa un sistema di dighe mobili, quello che oggi noi, non so, consideriamo il Mose a Venezia, era già nella sua fantasia, e apposta quello che anche citava lei prima, no? Questa capacità di inventare delle cose assolutamente impensabili a quell'epoca e che sicuramente non c'erano i mezzi probabilmente anche finanziari per realizzare. E quindi a Gradisca la sua impronta non c'è in realtà. Oh, grazie, molto gradito, molto bene. E non c'è la sua impronta, però ovviamente è rimasta un ricordo indelebile e questo anche ha offerto il pretesto per delle celebrazioni. E nel 1506-1508, come vedete, torna a Firenze, però abbastanza presto se ne andrà via di nuovo e andrà al servizio invece di Cesare Borgia, il potente, ecco, dell'epoca, in questo caso come ingegnere militare, come stratega, perché questo era anche uno dei suoi diciamo, doti, delle qualità su cui lui puntava per mettersi al soldo dei principi o dei signori del tempo, ben sapendo che c'era più bisogno di guerra che di arte, forse, o se Lorenzo il Magnifico magari stravedeva per Botticelli ed era un pacifista alla sua epoca, sicuramente Cesare Borgia preferiva vincere sul terreno della guerra, insomma. E poi la sua vita volge al termine, si trasferisce in Francia alla corte di Francesco I, dove morirà nel 1519. Ed è appunto sepolto lì e adesso c'è la mostra al Louvre che si intitola, come ben sapete, Leonard, non Leonardo, quindi siamo tutti un po'
offesi, ma alla fine dobbiamo anche accettare che un genio di portata mondiale viene tradotto e visto da diversi punti di vista. Vi consiglio, se siete interessati alla sua biografia, questo libro che io ho appena finito di leggere, che si intitola L'ombra di Caterina, e che è un libro di una giornalista che è specializzata in biografie storiche, diciamo un po' romanzate, e che però è molto avvincente. Naturalmente c'è molta anche invenzione, però è anche molto basato, prego, prego, è anche basato su dati storici, su fonti archivistiche, sugli studi degli storici di professione. E dopo averlo letto devo dire che mi sembra persino prodigioso che da una biografia di una riga, perché di questa povera Caterina sappiamo solo che è stata sedotta dal signore che era anche proprietario delle terre che i suoi lavoravano, e che poi è stata costretta a dare questo figlio ai Da Vinci. Da questa riga di biografia, insomma, sono state ricavate 300 pagine, e quindi effettivamente il merito del libro, per questo anche trovo che sia affascinante anche per chi non è magari proprio solamente interessato a Leonardo, il merito è avere creato, disegnato, diciamo così, un contesto storico in maniera perfetta. Lei si approfondisce molto la vita del tempo, sia dei contadini che dei signori, quindi c'è anche questo scenario in cui ovviamente risaltano il divario sociale tra queste. La Caterina è un'analfabeta che a malapena riesce a imparare a scrivere. L'uomo con cui ha concepito questo figlio è invece un notaio, quindi un personaggio molto importante che poi riesce anche a essere molto vicino a Lorenzo dei Medici, quindi insomma un uomo di successo, con una questione diciamo fra di loro anche molto curiosa, se vogliamo, no? Rispetto al destino. Mentre lei poi si sposa perché in qualche modo il villaggio, i suoi, diciamo, i compaesani la perdonano, no? Di questo peccato, peccato che tra l'altro frutta molto alla gente del luogo, perché il padrone non gli fa più pagare l'affitto, non chiede i prodotti della terra, cioè insomma gli abbuona tanti quelli che erano i loro obblighi, ma viene diciamo perdonata, riesce a sposarsi con un uomo molto buono con il quale avrà altri 5 figli, mentre Ser Piero il notaio non riuscirà a avere figli, avrà 4 mogli e tutte moriranno. Una cosa, una tragedia incredibile. Questi sono tutti dati reali. Soltanto con o la terza o la quarta, adesso mi sono già dimenticata i dettagli, riuscirà a avere anche lui 10 figli. E finalmente ci sarà la discendenza legittima dei Da Vinci, perché Leonardo era considerato il figlio spurio, quello che non ha ereditato niente dai Da Vinci. Quindi è un libro che ci fa entrare in una dimensione, naturalmente parla della religione, del cibo, dei prodotti agricoli, dei paesaggi, cioè a un certo punto si comincia ad appassionarsi alla storia di Caterina. Senza contare che è anche un libro in cui sono anche valorizzati i sentimenti, ecco, gli affetti, che ovviamente sono più profondi, più sinceri nelle classi inferiori rispetto ai signori, al mondo dei signori, che tutto sommato non riesce, dove non si riesce appunto ad avere un po' il senso della famiglia. Comunque adesso non voglio fare la recensione del libro perché come capite mi ha molto appassionato, e soprattutto è una visione di Leonardo bambino, di Leonardo nel contesto storico, insomma, della sua crescita, della sua formazione, che sicuramente nessuno aveva mai tentato prima di adesso. Firenze nel 1472 in questa stampa. Ah no, era perché io vedo una diapositiva che voi non vedete. Adesso sì, no? Ecco.
questa è la città che trova Leonardo quando si trasferisce a Firenze per imparare appunto il mestiere di pittore. È una città in piena fioritura artistica, sociale, economica. L'uomo che, diciamo, ha determinato questa fase straordinaria è Lorenzo il Magnifico, Lorenzo dei Medici, che è al potere dal 1469, quindi da poco tempo, che morirà presto perché nel 92 già muore, e che però ha delle grandissime doti, sia di tipo intellettuale, perché è uno scrittore, un poeta, è un umanista, è un protettore di artisti, la sua è una corte di grandi personaggi dell'arte e della letteratura, ma è anche un abile politico, è uno che riesce, grazie alle sue capacità diplomatiche, a tenere insieme le signorie italiane, che erano naturalmente rivali, e che invece per lungo tempo, grazie alla sua opera di mediazione, rispettano quella pace di Lodi del 1454 con cui gli stati italiani si erano accordati per non fare guerre. Proprio la sua morte invece scatenerà l'inferno, perché arriveranno gli stranieri, si scatenerà la guerra franco-spagnola, ci sarà l'invasione dei francesi in Italia. Quindi Lorenzo il Magnifico corrisponde ad un'epoca d'oro, che poi vuol dire anche il Rinascimento fiorentino, vuol dire appunto artisti che hanno insomma cambiato il mondo. Eccolo qua. No, non vedete, perché poi io mi sono avventurata in una di quelle presentazioni con i movimenti, però qui non la vedo, quindi speriamo bene. Boh, lui è Lorenzo il Magnifico, invece in questo affresco si vedono Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, insomma i filosofi che partecipavano costantemente sia nel Palazzo Medici Riccardi, ora Medici Riccardi a Firenze, sia nella Villa di Careggi, insomma c'erano questi raduni di artisti. E poi c'è Andrea del Verrocchio, si vede? Insomma, boh, si intravede. Andrea del Verrocchio, che è il personaggio fondamentale per la formazione di Leonardo, ma non solo di Leonardo, vedremo, perché la sua bottega, la bottega non è più soltanto la bottega artigiana, oggi lo chiameremo studio di progettazione, ecco, per dare un'idea più verosimile. È un luogo dove si imparano tutte le tecniche, ma si impara anche il disegno, si imparano anche materie astratte, quindi la formazione dell'artista che va a bottega dal Verrocchio è una formazione di enorme importanza. Gli artisti... veramente adesso mi metterò di taglio. Ecco, la compagnia, diciamo, con cui si ritrova Leonardo nella bottega di Verrocchio è una compagnia di grandissimo livello. C'è Botticelli, c'è Perugino, c'è Ghirlandaio, c'è Lorenzo di Credi, Bartolomeo della Gatta, insomma anche altri personaggi, insomma tutti di altissimo profilo, e sono anche diversi fra loro, perché Botticelli non c'è nulla di più differente, di più distante di Leonardo e Botticelli, eppure crescono alla stessa bottega, il che dà anche la dimostrazione di come fosse un insegnamento che valorizzava anche le doti di ciascuno, quindi non soltanto una sorta di trasmissione di tecniche, di saperi. Il primo lavoro di Leonardo, il primo lavoro che conosciamo, ve l'ho fatto vedere forse parlando di paesaggio l'altra volta che ci siamo incontrati, è questo disegno del 1473, che ha anche la caratteristica di essere l'unica opera datata. Tutte le altre, a parte degli elementi, non so, per esempio il cenacolo, sappiamo quando è stato fatto perché a un certo punto l'hanno proprio sollecitato a finire, perché era il 97 appunto ed era lì da 3 anni che andava avanti. Quindi questa invece proprio ha la data, 5 agosto 1473. È interessante per diversi motivi. Uno, che intanto ci fa vedere probabilmente le zone in cui lui è nato, vissuto nella sua gioventù, quindi la sua terra d'origine, e poi come lui concepisce già, pur attraverso uno strumento così semplice come quello della penna, insomma,
oddio, non mi viene la parola. Comunque il modo di graduare proprio l'intensità del segno in funzione anche della distanza, cioè quello che sarà poi la prospettiva aerea con cui lui si opporrà alla prospettiva geometrica degli altri artisti fiorentini, sostenendo che la prospettiva non ha un unico punto di fuga, ma è piuttosto determinata dalla distanza dell'orizzonte, del panorama. Quindi già qui si vedono, ecco, la sua sensibilità, ecco, si nota. Questo è Verrocchio, il maestro, di cui vi faccio vedere quest'opera, il David vittorioso, che è del 1470 circa, quindi gli anni in cui arriva Leonardo sono anche gli anni in cui Verrocchio sta acquistando una grande fama, una fama anche che lo mette al centro, ecco, della Firenze artistica. L'anno scorso c'è stata a Firenze una bella mostra su Verrocchio che ha messo a posto tante cose perché ha valorizzato delle opere, scoperto delle opere, poi in fondo era sempre rimasto un po'. Poi c'erano leggende come quella che avrei citato fra poco, una sua supposta invidia nei confronti di Leonardo perché l'allievo aveva superato il maestro, e quindi una figura che è stata un po' appannata, diciamo, dalla storiografia. In realtà un grandissimo artista, nato come orafo, e questo David ve lo fa capire, no? L'uso anche non solo del bronzo, quindi di un materiale molto lucido, molto adatto ad ottenere dei riflessi, il brillio, no? della luce, ma anche la capacità di ornare, di lavorare la materia per ottenere, come vedete in questa corazza, in questo abito che porta il giovane, ma anche nei capelli, vedete come sfrutta la materia proprio per ottenere effetti di luce. Gli orafi avevano un grandissimo prestigio a Firenze perché, come dicevo prima, non erano semplicemente degli artigiani che eseguivano, ma erano anche dei progettisti. Allora, vediamo, ecco, volevo farvi capire anche la connessione con il grandissimo Donatello. Donatello è stato, diciamo, il grande rinnovatore della scultura fiorentina, cioè siamo subito dopo il Medioevo, quindi io sono appena stata in Puglia, quindi ho visto tante di quelle statue romaniche, tanto di quel romanico, che è interessante come stile ovviamente, ma è molto tozzo, no? Molto pesante. Ecco, questo linguaggio di Donatello, vedete come recupera invece l'eleganza dell'arte classica, con guardate per esempio come si bilanciano i pesi, no? Tra gambe e braccia, l'eleganza della posa, le forme così leggere, così minute anche. Però mentre a Donatello, siamo a 30 anni di distanza, lui aveva fatto questo Davide nel 40 e Verrocchio lo fa nel 1470, la differenza è anche un'altra. Da un lato c'è un interesse per la figura atletica, quindi un richiamo evidente anche alle statue greche. E nell'altro caso, guarda un po', lo veste da guerriero, sembra quasi che alluda alla vita contemporanea, quindi l'uomo calato nella realtà, l'eroe, e in qualche modo quindi potrebbe anche avere una valenza politica questa versione del David di Verrocchio. Vediamo cosa. Ma c'è un altro che influisce. Tutti questi personaggi in qualche modo lasciano il segno su Leonardo, per questo naturalmente ve li cito. Desiderio da Settignano è un altro personaggio che influisce moltissimo, e qui siamo in un'altra, sempre uno scultore, ma la materia è un'altra, è il marmo soprattutto. E quello che gli insegna Desiderio da Settignano, che veniva da Settignano, che era un paese di scalpellini in cui c'erano anche i Rossellino, un'altra famiglia di scalpellini, quello che riesce a insegnare Desiderio al Verrocchio, e il Verrocchio lo insegnerà a Leonardo, è a trasmettere anche da una figura apparentemente
come dire, immobile, come questa giovane, questa gentildonna, trasmettere i moti dell'animo. I moti dell'animo è l'espressione con cui noi definiamo un po' tutta la capacità di Leonardo di capire, no, l'interiorità del personaggio che ritrae. Anche se impercettibilmente noi cogliamo un'espressione in questa figura, un'espressione contenuta naturalmente, in cui si sovrappone l'educazione della dama, che deve avere un contegno, avere un modo di essere, diciamo, il più possibile controllato, eppure noi percepiamo, sarà il sopracciglio, sarà l'angolo della bocca, sarà comunque qualcosa, ma lo scultore è capace di far parlare in qualche modo il marmo, ed è una cosa naturalmente che ha un valore straordinario. Vediamo adesso un altro paragone. Vediamo cosa viene fuori. Ecco, questo è un altro punto di passaggio tra Desiderio, Verrocchio e Leonardo, che arriverà fino al ritratto di Ginevra dei Benci, quindi è alla Dama del Mazzolino e alla Ginevra dei Benci. Vedete che anche qui basta poco, basta un piccolo spostamento della testa, un'inclinazione del viso da una parte, per rendere l'idea di un carattere, di una personalità, quindi non un personaggio così astratto, lontano, se pensate a certe figure, non so, dell'Aurana, ma insomma che hanno comunque un grande valore, ma questa ricerca dell'interiorità della figura è quasi una sfida, ecco, di questi artisti che vogliono scoprire quello che passa loro per la mente. E a proposito di recupero dell'arte classica, va anche detto che una delle mode dell'epoca è il recupero del cammeo, quindi di quella modo, di quella tipologia di ritratto tipicamente romana, che riporta, riutilizza il ritratto di profilo, forse ne avevamo anche parlato nel ritratto, quindi la concezione della medaglia, no? Quindi il profilo come qualcosa di molto nobile, molto classicheggiante, e lo fanno un po' tutti, Desiderio Settignano, Verrocchio, eccetera. Eccola qua, la Dama del Mazzolino è il passaggio successivo. Cos'ha di nuovo la Dama del Mazzolino? Ha le mani. Fino a quel momento mi agita questa roba. Beh, però io già vi parlo e voi dopo la vedete, quindi in un certo senso ve la potete immaginare mentre io la descrivo. Dunque, la Dama del Mazzolino è appunto questa strepitosa scultura di Verrocchio, diciamo che è una delle sue opere più famose, assieme forse avrete sentito parlare della statua equestre di Bartolomeo Colleoni a Venezia, no? Ecco. Però questa è deliziosa, cioè è proprio un ritratto straordinario, vedete, sia nel volto così dolce, così con questa grazia appunto nobile, e poi in questo modo di atteggiarsi delle mani, che è una grande novità, perché le mani appunto non erano assolutamente nel busto di tradizione romana, non era previsto, oltre diciamo il massimo arriva sotto il seno, ma l'uso delle mani naturalmente aggiunge enorme espressività ad una figura, perché parlano come quanto è come il volto in un certo senso, ma poi proprio il modo in cui lei tiene le mani così conserte e stringe questo mazzolino aggiunge una grazia, una poesia che sono veramente straordinarie. Senza contare che questa lavorazione del marmo così minuta, sia nei capelli, nelle pieghe del viso, così dell'abito così lavorato, danno quasi una vibrazione luminosa al marmo, no? Cioè si fa immateriale quasi, una materia così pesante, no? Come il marmo, diventa leggerissima, quasi trasparente. E qui dovrebbero essere comparse le mani di Leonardo. Questo è un disegno che si conserva, credo, oddio,
aiuto, torniamo indietro. E si conserva a Windsor, insomma, fa parte della strepitosa collezione della regina Elisabetta. Probabilmente era un bozzetto, una prova per le mani di Ginevra dei Benci, che invece le ha perse le mani, e quindi probabilmente c'è una connessione tra le due opere, quella di Verrocchio e quella di Leonardo. Allora, ecco, che cosa insegna Andrea del Verrocchio? Perché, come ho detto prima, è stata un po' cancellata la sua figura di pittore, appunto, invidioso di Leonardo, perché ha dipinto anche poco, ma quel poco è riuscito a fare in una maniera tale da fissare dei modelli che saranno per sempre. La Madonna col bambino, il gruppo della Madonna col bambino, non si faceva così precedentemente. È lui che inventa la Madonna e il bambino che si guardano, la Madonna e il bambino abbracciati, o anche in altre pose, ma comunque c'è una, come dire, fanno gruppo. Mentre prima era molto spesso, ma anche, pensiamo a Masaccio, anche a grandissimi artisti, tutt'al più il bambino seduto su un ginocchio, ecco, invece qui c'è proprio una sorta di groviglio di affetti, no? Di un'integrazione tra le due figure. Ma non è soltanto quello, aggiunge alla pittura, è lui che si inventa, quello che poi diventerà Botticelli, che tutti ammiriamo, no? Questa preziosità della pittura, cioè questa pittura piena di elementi decorativi, molto colorata, il colore gli serve per dare vivacità alla scena, no? Per renderla più viva, più reale, e questo lo prende probabilmente dai fiamminghi, quasi sempre un paesaggio sullo sfondo descritto minutamente con alberi, fiumi, montagne, eccetera. Quindi Verrocchio, che magari non ci verrebbe in mente, perché uno dice pensiamo a un pittore che fa Madonne col bambino, ti viene in mente Perugino, Raffaello, Filippo Lippi, insomma ce ne sono tanti di cui conserviamo un ricordo di una precisa, ma è lui che già nel 1470, 75, 80 fa queste cose. E adesso vediamo cosa viene fuori, perché a questo punto non lo so neanch'io. Ecco, qui ce ne sono due, e vedete un po' diverse. Nel caso di destra aggiunge due angeli, per esempio, la cosa si fa più complessa, si crea un rapporto a quattro, ecco, nella scena, con un andamento in questo caso piramidale, quindi un po' anche gerarchico, mentre nel caso di sinistra col bambino che tende le mani alla madre c'è un qualcosa di più intimo, di più domestico, anche se la Madonna è sempre una figura regale, una figura con un atteggiamento, ecco, diciamo autorevole. Ecco, per esempio, tanto per parlare degli allievi, dei compagni secchioni di Leonardo, uno è Perugino, no? Ecco, vedete qui, guardate come influisce il maestro sull'allievo. Sono due versioni della stessa concezione del gruppo, più ricco, più se volete, più pieno il lavoro del Perugino, ma in entrambi i casi c'è questa soluzione del bambino che sta sul davanzale, in piedi. Ah sì? Beh, diciamo che oggi faccio anche un piccolo show. Vabbè, amen. Ecco, vedete come, ecco, avete capito che uno ha insegnato a quell'altro. È evidente l'influenza. Così come effettivamente anche in un disegno di Leonardo possiamo cogliere proprio questa. Tra l'altro c'è anche questo aspetto che Perugino fissa quel tipo di volto femminile sempre con gli occhi bassi, inclinato, che guarda, cioè un atteggiamento di modestia, no? di umiltà. Ed è quello poi che viene ripreso anche dagli altri. Anche se Leonardo poi va oltre, chiaramente, no? Questa scapigliata, che è bellissima, l'ho vista anch'io quest'anno a Parma, perché si trova nella Galleria Nazionale di Parma, e appunto riprende il modello del volto inclinato
di Andrea del Verrocchio, però aggiunge questo aspetto dei capelli scompigliati, tant'è che viene intitolata in questo modo. Perché? Perché per Leonardo la questione dei capelli, mi pare che ho messo anche una citazione, la questione dei capelli è molto importante, i capelli non devono essere pettinati, devono essere liberi al vento, perché questo dà molto più l'idea del movimento, della vitalità, ecco, qui dovrebbero esserci delle citazioni da Leonardo, anzi facciamo una alla volta. Le donne devono essere ritratte con atti vergognosi, questo dal trattato della pittura, le cose che scrive lui, che anche se sono frammentarie, compongono naturalmente un grande trattato appunto sulla pittura. Le gambe insieme strette, le braccia raccolte insieme, teste basse piegate in traverso. Quindi è un atteggiamento che è prescritto, diciamo, per la donna. Sì, esatto. Non devono mai esibire la loro bellezza. E per cogliere appieno la bellezza dei volti è necessario che non si facciano muscoli con aspra definizione, ma i dolci lumi, la luce deve essere sempre dolce, non ci devono essere contrasti, finiscano insensibilmente nelle piacevoli e dilettevoli ombre, e di questo nasce grazia e formosità. Il tema dell'ombra è un tema che già diciamo fin dall'inizio lo interessa, cioè il problema appunto della differenza tra luce e ombra è anche all'origine poi della scelta di arrivare allo sfumato, perché è la soluzione per dare vitalità alle sue immagini. Anche qui ci dovrebbe essere una citazione: non usare le affettate acconciature o cappellature di teste. Quelli che lo fanno hanno come principali consiglieri lo specchio ed il pettine, ed il vento è loro capital nemico, sconciatore degli azzimati capelli. Quindi proprio lui vede nella libertà dei capelli proprio un altro modo per rendere più viva, più vera l'immagine che sta disegnando, dipingendo. Poi dobbiamo guardare anche gli altri per capire Leonardo, perché altrimenti non cogliamo la portata della sua rivoluzione. Il grande rivale è Botticelli. Se parliamo di sfumato ci viene comodo Botticelli, perché se c'è uno che non ha neanche per la testa lo sfumato è lui. Lui è solo la religione del contorno marcato, del contorno elegante, che definisce le forme, che dà loro vitalità e plasticità. Questa è Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci era la donna più ammirata di Firenze attorno nel 1475, vedete che muore nel 76. Era una ragazza bellissima, del resto ancora oggi noi possiamo dire che è bella come forse certe attrici di adesso, no? Non ha una bellezza, eccola qua, non ha una bellezza così tradizionale, ma una bellezza moderna, piena di energia. Era una ragazza genovese, penso sapete la storia, una genovese che si è sposata con il nipote di Amerigo Vespucci, è arrivata a Firenze, insomma è stata al centro della corte dei Medici, il fratello di Lorenzo era innamorato di lei, insomma è stata anche vincitrice di un torneo nel quale il premio era il suo ritratto di lei. Botticelli volle addirittura essere sepolto vicino alla sua tomba, perché voleva stare ai suoi piedi anche da morto. E in effetti Botticelli è sepolto nella chiesa degli Ognissanti, che era la chiesa dei Vespucci. Sì, ecco, qui appunto l'acconciatura, anche se come vedete lo stesso c'è un po' di naturalezza. Ma quello che l'ha portata nella dimensione del mito è che non è la primavera lei, è una delle tre grazie. Però, cioè, dopo questo, sì, voglio dire, cosa si può volere di più?
Miss Universo, gli fa un baffo a Simonetta Vespucci. Comunque, insomma, questi erano i miti, ma sono donne molto astratte, cioè lei era vera, vivente, però, come vedete, il pittore la trasforma in una divinità, non a caso sceglie Venere. Quindi la porta in una dimensione di astrazione, di realtà. E non è un caso perché Botticelli frequentava appunto quella corte di umanisti, di neoplatonici, di filosofi che attorniava Lorenzo il Magnifico. Come avete visto, siamo nel 1475, ancora lontana la fine della gloria di Lorenzo il Magnifico, e quindi il processo di idealizzazione, diciamo, di queste donne, di questi personaggi, è proprio un fenomeno culturalmente, cioè che si intreccia con la cultura del tempo. Leonardo è completamente all'opposto, anzi lui si definisce homo senza lettere. C'è un bel pezzo, io mi sono portata le citazioni ma dopo va a finire che non le trovo, perché lui non sapeva il latino, non era uno di quelli che frequentavano appunto il giro di questi poeti, di questi umanisti, ma se ne vanta, sente che non è quello, cioè non ti porta da nessuna parte questa cultura umanistica, mentre lui che crede nella connessione tra arte e scienza è convinto che quella sia la strada, diciamo, del futuro, della modernità, e aveva ragione, anche bisogna dirlo. Torniamo a lui. Le Madonne di Leonardo sono un piccolo gruppo di opere, anche queste diciamo di epoca giovanile, la vedete? Una sì. Che però sono molto interessanti perché anticipano delle cose che farà dopo. Questa per esempio non è tanto tempo che è stata attribuita a lui, ma siccome era stata citata dal Vasari nelle vite, il Vasari diceva: fece poi Leonardo una nostra donna in un quadro che era presso Papa Clemente VII molto eccellente. Questo ci fa anche capire che era famoso già, al suo tempo era molto considerato. E fra le altre cose che v'erano fatte, contraffece una caraffa piena d'acqua con alcuni fiori dentro, dove oltre alla meraviglia della vivezza aveva imitato la rugiada dell'acqua sopra, sicché ella pareva più viva che la vivezza. La caraffa si vede lì sotto. Ed è per questo che quest'opera è stata identificata con quella citata dal Vasari. Ma al di là, diciamo, di questo elemento così di realismo che suscita tanta ammirazione, un'altra cosa ci può già colpire: il paesaggio di fondo, che in qualche modo anticipa quello della Vergine delle Rocce, no? Un paesaggio che già Leonardo ci fa capire quanto ami raffigurare le grandi distanze che gli permettono appunto di usare quei colori azzurrini, quella nebbiolina di fondo che dà proprio il senso del paesaggio reale. E più, vabbè, questa sia una cosa che volevo anche leggere, sempre a proposito delle luci, no? Quanto sono importanti per lui, quanto insiste. Poni mente per le strade sul far della sera i volti d'uomini e donne quando è cattivo tempo. Quanta grazia e dolcezza si vede in loro, e questa è perfetta aria. Cioè gli piace più il tempo annuvolato che il sole, cioè perché la luce è perfetta per raffigurare i volti, no? E quando ha solo 20 anni, sembra impossibile, e forse, chi lo sa, per qualcuno non è neanche completamente sua, ma insomma sta di fatto che lui fa questa straordinaria opera enorme, perché è lunga più di 2 metri, e con delle componenti, diciamo, rivoluzionarie rispetto a quello che era l'Annunciazione tradizionale, che sorprendono. Era nato nel 52, quest'opera diciamo, la fa quando ha 20 anni. Ovviamente qui la cosa che più colpisce, o comunque la grande novità, è l'ambientazione all'aperto. L'Annunciazione è un tema che veniva sempre trattato nell'intimità, sotto un portico tutt'al più, come non so, pensiamo a Beato Angelico,
o all'interno della camera da letto della Madonna. Qui la camera da letto è appena accennata, vedete qui dietro lo stipite della porta. La protezione, diciamo quel senso di protezione che comunque c'è della Madonna è dato da quella rientranza nella sua abitazione, il suo palazzo, e comunque lo spazio, quello che interessava a Leonardo è creare uno spazio infinito. E in realtà è un paesaggio diciamo lontanissimo, uno spazio veramente enorme, suddiviso in più parti che creano piani di profondità, quindi c'è il prato in primo piano, c'è un muretto che lo divide da una sorta di boschetto e poi c'è l'infinito. Quindi il senso di spazio di questa grande quadra orizzontale è enorme. Naturalmente il protagonista è l'angelo, no? L'angelo che ha due ali che sembrano proprio un uccello vero, sono ali studiate dal vero, veramente prese dall'osservazione di un uccello, e che ha una grande consistenza plastica, quasi scultorea. Questo qualcuno ha detto è come se fosse atterrato sul prato pesantemente, cioè caduto sul prato, un prato in cui fiore per fiore è tutto studiato con la precisione di un botanico, quindi è anche questo un pretesto per mostrare quel fascino che esercita su di lui la natura, cioè la natura va osservata e va riprodotta esattamente per Leonardo. E poi ha questo panneggio, questa ricchezza delle vesti che gli danno una solennità straordinaria. Ma nel contempo comunque anche non ha perso la dolcezza, l'eleganza dell'angelo, no? Non è che per questo è arrivato un omone a dare l'annuncio alla Madonna. Sempre per via degli interessi botanici, anche il boschetto dietro è fatto di specie vegetali riconoscibili. La figura della Madonna è stata invece oggetto di qualche critica perché, secondo qualcuno, il braccio è sbagliato, il braccio che è teso sul leggio è sbagliato perché è troppo lungo, non può essere... Così come anche le ginocchia sono sproporzionate a una figura più esile. Quindi questo viene visto come, ecco, in qualche modo avvalora l'idea che sia una sua opera proprio perché ha anche qualche difetto. Alcuni dettagli fanno ricordare che lui è andato a bottega da un orafo, vedete quella sorta di scagnetto lì con degli elementi decorativi, ecco, non è un caso che Leonardo abbia anche il gusto di queste cose preziose. E invece, tornando a Leonardo Verrocchio, dobbiamo adesso vedere come appunto come si riflette nella sua arte proprio l'immagine della donna del Mazzolino. Quella di sinistra è il ritratto di Ginevra dei Benci, che era la figlia di un suo amico, Amerigo Benci, un banchiere, una ragazza di una famiglia molto agiata, che però per certi versi Leonardo non sente il bisogno di celebrare in un ritratto, no? Cioè, semmai la spoglia di tutte le caratteristiche, non so, non c'è neanche un gioiello, come vedete, c'è soltanto la sua bellezza e basta. C'è questo incarnato perlaceo, dove non c'è nemmeno un'ombra, questi riccioli bellissimi, che possiamo vedere anche forse più da vicino, mi pareva che li avevo, sì, eccoli qua. Cioè è come se fossero questi un vero e proprio gioiello, no? C'è questo riflesso dorato dei capelli, è qualcosa di eccezionale. Poi qua vediamo un gioco di luce e di ombra, questa ragazza diciamo risalta, questo volto risalta anche perché ha dietro quel cespuglio di ginepra che crea appunto questo fondo scuro, però nello stesso tempo c'è anche questo chiarore del paesaggio, del cielo dietro. Anche un'altra cosa nuova è che una donna non si doveva ritrarre all'aperto, cioè un ritratto femminile veniva sempre fatto in un spazio chiuso. Quindi la novità
che naturalmente lui persegue soprattutto per i suoi studi sulla luce, quindi ha bisogno di vedere gli effetti di luce all'esterno, e che è ciò che lui mette sopra ogni altra cosa. Vediamo come. E qui siamo al famoso battesimo di Cristo. Prima di farvelo vedere, leggiamo questa, un'altra delle sue frasi. O pittore notomista, che vuol dire anatomista, guarda che la troppa notizia degli ossi, corda e muscoli non siano causa di farti pittore legnoso. E questa è la grande accusa che rivolgono a Verrocchio, un pittore che ha un suo talento, ma che fa pittura con la mentalità dello scultore, e quindi le immagini risultano troppo, come è nel caso del Cristo, le risultano troppo in evidenza, hanno diciamo particolari esagerati, contorni troppo marcati, ed è per questo che si scopre appunto che nel dipinto c'è la mano di un altro pittore molto più dotato, che è Leonardo, no? E di cui c'è questo meraviglioso angelo con questa massa di ricci soffici biondi che proprio sembrano quasi muoversi nell'aria, e con una delicatezza e con un'assenza proprio di quei contorni che vengono invece imputati a Verrocchio, che dà una grazia, una leggerezza, una vivacità all'immagine sicuramente che fa notare anche la diversità rispetto alle due figure principali. E qui invece torniamo a vedere un'altra Madonna, dove Leonardo ci insegna anche come si devono raffigurare i bambini, sempre nel suo trattato della pittura. I putti piccoli si debbono figurare con atti pronti e storti quando seggono, e nello star ritti con atti timidi e paurosi. Cioè, in sostanza, se lo fai stare dritto devi fargli la faccia impaurita, perché ha paura di stare in piedi. Da seduto devi fare un po' storto. Questa è la famosa Madonna Benoît, che adesso si trova all'Ermitage, anzi, per la verità adesso mi sembra che sia stata prestata in Umbria per forse c'è una mostra su Leonardo a Perugia, ma non mi ricordo esattamente. Ed è molto interessante anche questa, anzi forse anche più bella, o per altri versi diciamo più nuova di quella che abbiamo appena visto, quindi la Madonna del Garofano e la Madonna Benoît, perché qui si accentua molto di più la relazione tra la mamma e il bambino. Infatti la mamma guarda il bambino stringe, anzi c'è un elemento che probabilmente è un fiore che tiene in mano lui o lei, lui forse, e che in qualche modo permette di incrociare le mani, di creare un rapporto fisico fra queste due figure. Ma soprattutto c'è il sorriso della mamma, no? Cioè la vediamo che si ripropongono le espressioni di quei disegni che abbiamo già visto prima, o di quelle istruzioni che per fare i volti aveva dato Verrocchio. Quindi un'immagine che prelude a certe composizioni molto più complicate che vi faccio vedere fra poco, come per esempio Sant'Anna, la Madonna e il Bambino. E andando a un altro tema, quello dei muscoli e dei movimenti dei corpi, dobbiamo parlare di questo San Gerolamo. Anche qua guardate la data, 1480, non ha ancora 30 anni, ed è ormai ha già maturato questa sua diciamo quasi un'ossessione, insomma, per gli studi scientifici, per gli studi dell'anatomia umana, per gli studi della fisiologia, dei muscoli, dei movimenti, dei corpi, eccetera. Sappiamo anche che sezionava cadaveri. Nel libro che vi ho citato prima, questa è tutta inventata comunque, la madre
che, questa invece è vera, e sappiamo che è morta a Milano nel 1493, che ha raggiunto il figlio a Milano, e mentre sta in questa casa dove fa un po' la governante, diciamo, e una sera sente dei rumori nella cantina, scende e trova Leonardo che seziona un cadavere insieme a degli amici. E naturalmente è inorridita, lui le spiega e le dice che per appunto ottenere nella sua pittura la maggior verosimiglianza possibile ha bisogno di vedere come è fatto un corpo al suo interno, e d'altronde possiamo anche capire questa cosa. Ecco, una traccia, diciamo, di questo suo interesse è proprio in questo San Gerolamo, nel quale, come vedete, più che il santo e la sua sofferenza e il dolore del santo, gli interessa fare vedere questa contrazione dei muscoli, no? E non a caso ci fa vedere il viso così scorciato dal basso, questo volto di anziano, perché questo gli permette di stirare questi muscoli, di metterli molto in evidenza. Poi c'è tutto questo movimento di torsione del corpo, no? Della testa da un lato, eccetera, che favorisce questa riproduzione molto veritiera di questo corpo anziano. È una delle due opere non finite, questa qui, perché poi nel 1482 va a Milano. Siccome era uno lento, che lavorava con molta calma, si pentiva, non a caso ha fatto il cenacolo invece che farlo a fresco l'ha fatto a tempera perché voleva pentirsi, e purtroppo invece l'affresco non ti puoi pentire, nell'affresco non ti puoi pentire. E un altro non finito, questa è un'opera strepitosa di dimensioni enormi, sono non so, 2,5 metri per 2, una cosa così. Un'opera bellissima di cui adesso vi faccio vedere. Ah, non la vedevate, no? Mentre ne parlavo. Volevo farvi vedere prima anche questo, che è il prima e il dopo. Questa è un'opera che è stata restaurata credo un paio d'anni fa, e finalmente si vede in tutta la sua bellezza, perché è davvero, al di là del fatto che ancora una bozza appunto non è stata finita, anzi è stata conservata poi quando lui è andato a Milano dal padre di Ginevra dei Benci. Ecco, qual è la novità? Perché anche qui c'è una novità da appunto evidenziare. L'adorazione dei magi era un tema tradizionale, insomma, dove c'è naturalmente il gruppo di Gesù con San Giuseppe e la Madonna, e naturalmente il corteo di coloro che lo vanno ad adorare. Questo modo di rappresentarlo è totalmente nuovo. Innanzitutto c'è un perno, la Madonna con il suo bambino, quindi la maternità è vista come l'elemento, diciamo, il perno appunto, che mette in moto una sorta di vortice in cui sono coinvolti tutti gli altri indifferentemente, non si capisce neanche chi sono i pastori, chi sono i magi, è una folla che viene in qualche modo come elettrizzata da questo fenomeno che del resto l'Epifania, no? Vuol dire fenomeno, quindi è una cosa che si scatena e che genera qualcosa, quello che poi è stato nella storia, no? Qualcosa di sconvolgente che cambierà il corso delle cose, tanto che anzi c'è questa sì che vorrei leggere, perché c'è un bel commento che fa Argan su questa cosa. Allora, vediamo. Ecco, Epifania è fenomeno, e dunque nel fenomeno, non nell'astratta idea, si manifesta il divino. Il fenomeno sorprende, emoziona, turba, suscita reazioni diverse, mette in moto tutta la realtà. Anche i cavalli imbizzarriscono al fenomeno dell'apparizione divina. Il fenomeno accade nella natura. Nel fondo, grandiose architetture in rovina vogliono alludere al fatto che crolla lo scenario remoto della storia e rinasce la natura. Un fenomeno che lega in continuità ciclica, in un'orbita di moto perenne, il mondo naturale e il mondo umano. Cioè, diciamo che quello che succederà poi anche nel cenacolo, no? Cioè,
lui vuole raffigurare il punto di partenza di un enorme sconvolgimento, no? o quello che mette in moto questo sconvolgimento, e lo rappresenta intorno alla scena principale. Come appunto abbiamo letto, ci sono i cavalli imbizzarriti, i palazzi che crollano, cioè l'Epifania è qualcosa che non ha a che fare soltanto con un episodio biblico, ma è qualcosa che ha un valore perenne, no? di sconvolgimento perenne. Volevo farvi vedere a questo proposito, ecco, quali erano le adorazioni dei magi, diciamo tradizionali, anche se ciascuna naturalmente risente del suo stile e della sua epoca. Questo è Gentile da Fabriano, che aveva raffigurato l'adorazione dei magi come con spirito assolutamente gotico, trecentesco, di corte, come un corteo appunto di cavalieri che scende dalle montagne e arriva fino alla capanna della Natività. Però questo fatto si perde un po' in questa confusione di dettagli, si vede poco lì. Perché in realtà al pittore interessa fare vedere il lusso di questa corte, no? È una festa questa, non è un fenomeno naturale come vuole che sia Leonardo. Oppure Botticelli aveva fatto questa macchina abbastanza complessa, questa costruzione, ambientando la Natività in una sorta di casa diroccata. Ma quelli che sono davanti non sono i magi, sono personaggi contemporanei, sono la famiglia Medici. Quindi questo invece ha un aspetto, diciamo, più politico. E quindi in entrambi i casi si perde di vista il senso, diciamo, del tema di partenza, perché diventa solo un pretesto. Adesso... Oh, mamma mia! Mi ero anche preoccupata, ho detto avrò abbastanza argomenti per un'ora e mezza. No, facciamo una veloce sintesi. No, ma tanto la Gioconda abbiamo già sviscerato l'altra volta. No, non è che voglio proprio farvi leggere, però è interessante capire, anche perché questo è veramente un modo di vedere originale. Per lui la pittura è tutto, viene prima di tutto. Quindi fra le scienze la pittura è la prima, questa non si insegna a chi natura non il concede, come le matematiche, cioè la matematica è per gli stupidi, quelli a cui si insegna, cioè ricevono solo quello che gli viene insegnato, delle quali tanto ne piglia il discepolo quanto il maestro gliene legge, basta, non va oltre. Questa non si copia come si fa le lettere, cioè se scrivi una poesia o un'altra cosa, si può copiare, la pittura non si può copiare. Questa non si impronta come si fa la scultura. Questa non fa infiniti figliuoli come fa i libri stampati. Questa sola si resta nobile, questa sola onora il suo autore, resta preziosa e unica e non partorisce mai figliuoli uguali a sé. Cioè la pittura è unica. Gli scrittori a torto non hanno considerato la pittura nel novero delle arti liberali, dal momento che essa non solo alle opere di natura, ma ad infinite attende che natura mai creò. E non è colpa della pittura se i pittori non hanno saputo mostrare la sua dignità di scienza, poiché essi non fanno professione di scienze perché la loro vita non basta ad intendere. Vabbè, comunque. No, qua è importante perché, secondo lui, la pittura è superiore alle altre arti, alle altre discipline, perché appunto ha un carattere scientifico, e difatti per lui la pittura non è solo una tecnica, ma è uno strumento di conoscenza, no? E finalmente arriva a Milano, questo saltiamo, è solo una vignetta per farlo vedere, che mostra il cenacolo a Ludovico il Moro. 10 minuti però ce li ho. In 10 minuti si spiega, altro che Leonardo. Vabbè. A Milano riceve subito un incarico. A Milano lui va in realtà proponendosi come ingegnere militare perché aveva capito che si guadagnava di più. In realtà riuscirà a fare anche questo, potrà effettivamente svolgere un ruolo abbastanza diciamo di consulente su vari fronti, però in realtà quello che noi ricordiamo con più, anche perché le tracce sono rimaste, è il suo lavoro di pittore. Una delle prime commissioni che ottiene è la Vergine delle Rocce,
che appunto è stata definita come la prima sintesi, no, della sua cultura pittorica, perché c'è veramente un po' tutto qui dentro. C'è questa novità assoluta dell'ambientazione, no? C'è questo scenario primordiale, queste rocce, questa grotta in cui penetra la luce, che gli serve sia per costruire lo spazio ma anche per illuminare la scena, che ha un carattere assolutamente misterioso, come potete anche vedere. Però quello che è molto interessante, molto nuovo, è il modo in cui lui compone la scena, come crea la relazione fra i personaggi. Vediamo se lo vediamo da vicino. In particolare, naturalmente, quello che risalta, quello che attira moltissimo la nostra attenzione è l'angelo, no? Un angelo che con quel dito puntato verso San Giovannino in qualche modo cerca quasi di lanciare un messaggio, anzi sembra parlare quasi, tanto più che guarda lo spettatore. Ecco, questo è un altro aspetto di cui bisogna appunto riconoscere a Leonardo l'invenzione, cioè la capacità di attirare dentro il quadro lo spettatore, cioè risucchiarlo quasi con questo sguardi che lo agganciano. E poi guardate anche lo scorcio della mano della Madonna, è strepitoso, che sembra sporgere proprio dalla superficie del quadro. Allora vediamo un po', andiamo avanti più veloci. Ritratti ne abbiamo parlato, quindi si potrebbe anche saltare. Sono le sue prescrizioni per il ritratto: grandissima grazia d'ombre e di lumi si aggiunge ai visi di quelli che seggono sulle porte di quelle abitazioni che sono oscure. Cioè, se vuoi fare un bel ritratto, metti uno seduto davanti a una porta di una casa buia, quindi la luce sarà perfetta. Gli occhi del riguardatore vedono la parte ombrosa di tali visi essere oscurata dalle ombre della predetta abitazione. Ah, ma quello non lo vedevate voi? Ah, lo leggevo io così. Mamma mia, orrore. Mi dissocio. Vabbè, questo andiamo avanti. Qui naturalmente avevamo già visto, parlando di ritratti, questo è quel straordinario ritratto di Musico che è il primo ritratto che fa a Milano, ritratto straordinario dal punto di vista dell'introspezione psicologica, che però verrà in qualche modo sorpassato, diciamo, dalla invenzione di Cecilia Gallerani. Cioè, quanto nel Musico c'è la mobilità psicologica ma non fisica, il personaggio è bloccato, no, nella sua posizione. In Cecilia Gallerani c'è invece questo movimento a spirale, lo sguardo da un lato, le spalle dall'altro, quindi questo straordinario senso di movimento che ci dà questa immagine. Poi avrei voluto parlarvi appunto delle ombre, anche ma questo ne avevamo forse già accennato, prendendo pretesto persino le ombre della collana, no? Sulla pelle, che sono l'equivalente un po' di quello che fa anche nel corpo dell'animale. E poi la forza dello sguardo della Belle Ferronnière, che sta ferma, ma con quello sguardo leggermente spostato a sinistra costringe lo spettatore a muoversi lui e quindi deve andare a destra per cercare di intercettare lo sguardo. Apparentemente la Belle Ferronnière ha quello che altre figure non avevano, cioè un abbigliamento così più ricercato, con ornamenti eccetera. Del resto era anche un ritratto di corte, diciamo questo, ma in realtà la forza dello sguardo supera qualsiasi. Mi sa che finiremo qui. Due parole sull'Ultima Cena. Qui appunto potrei ripetere lo stesso discorso che ho fatto per la Natività. C'è un'immagine che rappresenta il perno della scena, che naturalmente è la figura di Gesù che dice: uno di voi mi tradirà, che forma una sorta di triangolo
con le mani allargate, con cui mostra l'Eucarestia, è il momento dell'istituzione dell'Eucarestia, e ai suoi lati si genera un moto incredibile di queste reazioni, diciamo, alle sue parole, no? Con queste campionario di espressioni che sono gli apostoli, divisi 3 a 3, ciascuno esprime un sentimento di incredulità, di dispiacere, di sorpresa, insomma, c'è qui tutto un insieme, cioè si raccolgono tutti gli studi di espressione che lui ha fatto. Del resto ci ha messo molto tempo, ci sono le testimonianze di Matteo Bandello e di altri scrittori che dicono che andava lì giornate intere senza fare niente e pensava, e poi tornava e faceva un pezzo, poi andava avanti. Ma insomma eravamo quasi alla fine, non è così tanto. Vabbè, tornerò. Quando il lavoro è pronto, cioè quando il Power è pronto, a parte questi piccoli disguidi, sì, no, quando è pronto il lavoro è niente, cioè il lavoro di costruzione del PowerPoint è molto lungo, per cui tornare a Cervignano a fare la fine di Leonardo lo si può fare, insomma non c'è nessun problema. Ecco, vabbè dai. Giuro che mi domandavo se avrei avuto argomenti per un'ora e mezza, vabbè, niente.